Un distretto leader a livello nazionale che risente della concorrenza spietata internazionale e della carenza di manodopera, ma che si sta rialzando dopo una grave crisi portata da pandemia e lockdown. Il 14% della pelle a livello mondiale viene prodotto nel distretto Veneto della Pelle. Molte aziende di questo comparto si sono date appuntamento in fiera a Milano per capire come affrontare le sfide del presente e del futuro. Le aziende purtroppo si trovano di fronte a delle sfide globali complicatissime nelle quali attori come per esempio quelli cinesi incidono anche a livello di macchinari con politiche di sostegno come quelle della Via della Seta. C'è da dire che però la capacità di innovazione tecnologica e di prodotto rende uniche le lavorazioni fatte in ambito europeo, in particolare italiano. Perché era importante essere presenti qui a Rho? Oggi è importante essere presenti qui a Rho per una ragione molto semplice: è il palcoscenico internazionale principale per le aziende della concia e tutta la filiera che va sia dai macchinari per arrivare poi alla calzatura, quindi un'eccellenza della produzione italiana che viene sostenuta da tecnologia, innovazione e saper fare di tipo artigiano. Tra i temi del momento la grande concorrenza a livello mondiale e la sostenibilità. La chiede l'Europa e il cliente finale, sempre più sensibile al rispetto dell'ambiente e alla riduzione dell'inquinamento. Ma sempre più cruciale è anche la ricerca di personale, di manodopera. Se ne è discusso nell'ambito del progetto Linea Pelle, organizzato da Venice Promex e Confartigianato Imprese allo stand della Regione Veneto in fiera. Il problema delle aziende, in questo caso parlo delle nostre aziende artigiane, è abbastanza sentito, molto grande per noi. Il problema nostro è quello di renderci appetibili soprattutto alle nuove generazioni, e credo che per un'azienda artigiana sia piuttosto difficile rispetto alle grandi aziende che possono offrire mille possibilità, mille soluzioni. Nel settore moda, pelletteria e concia artigiane vedono operative in Veneto 618 imprese, di cui 342 che operano nel Vicentino. Di queste sono più di 100 gli espositori veneti a Milano.